Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. La guerra prosegue in Ucraina e i profughi che stanno arrivando in Friuli sono in aumento. Da qui l'appello di Teresa Tassanviol, Presidente del Consiglio nazionale presidi, agli istituti scolastici, prepararsi ad un'accoglienza prolungata di scolari e studenti e sfruttare l'estate per favorire l'integrazione. Tassanviol ha parlato anche di utilizzo dei social network in classe. Dal Lazio parte una proposta di limitare l'uso delle chat e dei social a scuola. Ecco, lei è dirigente scolastica, preside, come vede questa situazione? Soprattutto è un modello che potrebbe essere esportabile in tutta Italia? Allora, diciamo che periodicamente riemerge il tema di un uso consapevole e soprattutto responsabile dei social, quindi non è un tema nuovo, generalmente si riapre un acceso dibattito quando succede qualche fatto eclatante come le cronache, insomma, di questi ultimi giorni e settimane hanno provveduto ad informarci. Io penso che questa sia una questione che deve necessariamente essere collocata nel suo giusto contesto, quindi un contesto di deontologia professionale più che di regolamentazione amministrativa che vedo come molto complicata e molto difficile da attuare. Sappiamo che i social sono uno strumento che possono sicuramente avere un valore positivo e comunque sono una realtà del mondo d'oggi da cui ormai non si può più prescindere. L'uso responsabile di questo strumento, ecco, qui sta il problema e qui sta anche in certo senso il compito della scuola per offrire una educazione consapevole di questo e critica di questo strumento in modo da evitare le tante ripetute e davvero troppi abusi che invece si fanno. Quindi io penso che si possa anche agire da un punto di vista di una regolamentazione interna degli istituti, ma credo che non si arriverà ad una normativa. Un terreno in cui si deve lavorare e anche in vista della ripartenza del nuovo anno scolastico. Settembre sembra lontano, ma effettivamente è più vicino di quanto si possa pensare. Ecco, professoressa, la questione dell'Ucraina tiene ancora banco, purtroppo ci sono tanti profughi in fuga. Nelle settimane scorse il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica, ha detto il vero banco di prova si vedrà proprio a settembre tra mediatori culturali e tra bambini che dovranno essere integrati. Ecco, come Associazione Nazionale dei Presidi, come state agendo e soprattutto a che cosa state pensando? Beh, noi intanto stiamo supportando le scuole che sono impegnate in questo periodo nell'accoglienza e nella integrazione di questi alunni che provengono da questi scenari di guerra. Il dato naturalmente è in movimento, per cui dovremo anche capire non soltanto la qualità, diciamo, della integrazione di questi studenti, ma anche la quantità che probabilmente è destinata, come si diceva, anche ad aumentare nei prossimi mesi. Purtroppo lo scenario di guerra che ci viene rimandato da tutti i mezzi di informazione non lascia molto tranquilli e molto sereni da questo punto di vista, anche rispetto, diciamo, ai tempi di permanenza di queste famiglie qui in Italia. Sappiamo che si tratta di famiglie che desiderano tornare al più presto nella loro terra d'origine, però ripeto, le scene che ci vengono rinviate in questi giorni, specialmente da alcune zone, sono di terribile distruzione, quindi probabilmente per alcuni di loro il rientro non sarà così veloce. Quindi la scuola dovrà attrezzarsi non soltanto per l'emergenza, ma anche per una cura più stabile di questi inserimenti. Il Ministero sta anche lavorando e credo anche, insomma, pensando a mettere a disposizione delle risorse per utilizzare il periodo estivo per accelerare questi processi di integrazione, perché sappiamo che quello che serve è soprattutto l'apprendimento linguistico. Il medium della lingua naturalmente è quello che consente più rapidamente l'integrazione. Ci eravamo lasciati qualche settimana fa con quel punto di domanda. Docenti non vaccinati che non si sono ammalati di Covid, che sono rientrati ma di fatto non sono operativi. Ecco, che situazioni ci sono e soprattutto che novità le ci può portare?
Ma le novità sono ferme, diciamo, all'ultimo decreto legge che ha consentito a queste persone di riprendere il loro rapporto di lavoro, ma non nelle condizioni precedenti, nel senso che è inibita a loro l'attività di insegnamento. Quindi per quelle unità residue, ecco, di personale scolastico che si trova in questa situazione, in questa condizione, ogni istituto, ogni dirigente scolastico ha provveduto a progettare, a programmare, a inventarsi un'attività da far svolgere a queste persone che sia, come dice la norma, a questo punto di supporto all'attività scolastica, all'azione didattica dei colleghi. È scattato per tutti il cambio, diciamo così, del proprio orario di lavoro da 18-24 ore a 36 e credo che su questo non ci possa essere da parte delle scuole almeno una discussione o un contenzioso. Questo è quello che ha indicato la circolare, la nota ministeriale, questo è quello che i dirigenti hanno messo in campo per questo personale, insomma. Serenità, sicurezza, servizi, le 3 parole d'ordine della nuova GIT, la Grado Impianti Turistici, guidati dal neopresidente Roberto Marin. Questa sera alle 18:30 Marin presenterà la sua programmazione nel corso della prima riunione del Consiglio di amministrazione, composto dall'esperto di turismo slow e cicloturismo Paolo Pittini, da Caterina Zanon, che rappresenta il mondo dell'enologia. Ecco alcune anticipazioni. Roberto Marin, neopresidente della GIT, questa sera alle 18:30 presenterà le idee della nuova GIT proprio nel corso della prima riunione del Consiglio di amministrazione. Ci dà qualche anticipazione e soprattutto ci dice anche da chi sarà composto il Consiglio di amministrazione questa sera. Il Consiglio di amministrazione, devo anche dire con soddisfazione che sono felice, un bel Consiglio di amministrazione, la Caterina Zanon e Paolo Pittini di Udine, che sono sicuramente 2 professionisti e 2 persone capaci di far girare le cose nella maniera giusta. Sanno come gira il mondo, hanno un buon gusto e hanno una bella progettualità, per cui da questo punto di vista sono sicuro che il Consiglio di amministrazione e i miei colleghi daranno un grande impulso all'attività della società. È vero che la società parte già con la programmazione avviata, nel senso che il cambio di guardia avviene oggi con il primo insediamento del Consiglio di amministrazione e la programmazione della stagione chiaramente si attua molto prima rispetto al limite temporale di quest'oggi. Quindi le modifiche che riusciremo a portare, i miglioramenti che riusciremo a portare in questa stagione saranno limitati, non ci saranno grandi stravolgimenti. La prima cosa che comunque è così una piccola novità, che era molto richiesta e che riusciremo ad attuare da subito, abbiamo già chiamato i responsabili dei nostri chioschi spiaggia e ho contattato anche direttamente i gestori dei chioschi privati in concessione all'interno della GIT e riusciremo da subito all'inizio della stagione a predisporre il servizio sotto l'ombrellone. Per sicurezza ne abbiamo fatto un breve accenno, ma ci sarà una grossa novità dal prossimo anno che stiamo valutando dal punto di vista tecnico, che riguarda il salvamento, il servizio di salvataggio a mare, che sarà tecnologicamente molto avanzato, quindi quest'inverno stiamo già cercando di predisporre i corsi di formazione ai nostri bagnini di salvataggio per quello che riguarda l'utilizzo dei droni e le patenti nautiche, per cui al di là delle torrette obbligatorie, al di là del pattino obbligatorio all'interno sulla battigia, ma il servizio di salvataggio sarà svolto in piena sicurezza con un servizio di droni che potrà vigilare su tutto l'arenile, con una piccola parentesi delle priorità sulla concessione demaniale. Noi sappiamo che oggi la concessione demaniale, non solo la nostra, ma quella di tutta Italia, scadono nel 2023. Chiaramente stiamo parlando di programmazioni a medio e lungo termine che non possono prescindere da una concessione almeno trentennale del litorale, che noi richiederemo con un grosso piano di investimento, perché l'idea è di partire subito con un concorso di idee internazionale che concorderemo con la proprietà, quindi la Regione, il Comune di Grado e la Camera di Commercio, per poter avere un piano di sviluppo di tutta l'area. GIT non è solo l'arenile, ma è dotata anche di grandi aree di retrospiaggia che oggi sono inutilizzate e abbandonate da troppi anni. Sono aree che si possono sviluppare in termini di servizi per rendere la spiaggia sicuramente una delle spiagge migliori attrezzate
e più all'avanguardia d'Italia. Alle terme di Grado, che sono uno dei punti di forza della località, anche dal punto di vista sanitario, ci sono novità a riguardo? Ma mi auguro di sì. Al di là che per me sarebbe una grande soddisfazione vederle finalmente portate a compimento, ma non tanto a compimento, perlomeno iniziato il nuovo polo termale, perché il finanziamento, ero allora consigliere regionale, è stata la mia prima finanziaria regionale nel dicembre del 2008, in cui inserì i primi 20 milioni di euro per il polo termale di Grado e nel giugno successivo altri 8 milioni per arrivare complessivamente a 28 milioni, implementati ancora dopo dalla giunta Serracchiani di ulteriori 5 milioni. E quindi a distanza di tanti anni vedere l'inizio dei lavori per me sarebbe una doppia soddisfazione. Sappiamo che le problematiche che erano legate ai diritti di superficie e a delle incomprensioni importanti tra l'amministrazione comunale di Grado precedente e gli uffici regionali sembrano abbiano trovato soluzione grazie alla fattiva collaborazione del Comune di Grado e della Regione stessa. Per cui se sono risolti questi problemi, dalle informazioni assunte attraverso l'assessore danese anche del Comune di Grado, sappiamo che il soggetto attuatore comunque resta sempre Promo Turismo come stazione appaltante, si potrebbe arrivare al progetto esecutivo finalmente entro l'estate con le opportune modifiche che sono state necessarie e molto probabilmente al cantiere entro l'inizio del prossimo anno. Le vecchie terme in questo momento sono in fase di ristrutturazione perché il nuovo corpo di fabbrica, il nuovo polo termale sarà agganciato alle vecchie terme marine e sono in fase di ristrutturazione per un importo di 4 milioni e mezzo circa di euro per tutti gli adeguamenti e le messe in sicurezza. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentornati ad A Voi la Linea. La Regione ha raddoppiato il contributo per le giovani coppie che intendono acquistare la prima casa. In Friuli Venezia Giulia quello degli immobili è un mercato particolarmente in salute. Il settore immobiliare in Friuli Venezia Giulia sta bene. La pandemia e l'aumento dell'inflazione hanno infatti accelerato la voglia di investire su prime e seconde case, creando un circolo virtuoso in controtendenza con ciò che avviene in altri comparti. È un momento molto importante e molto positivo questo del mercato immobiliare perché in realtà non ha risentito della pandemia, della post-pandemia, che speriamo sia un post ormai, e neanche della crisi generale, anzi l'inflazione spinge generalmente all'acquisto degli immobili perché è un bene rifugio, un bene importante e i numeri infatti ci danno riscontro. Abbiamo chiuso il 2020 che avevamo più o meno in regione 14.000 compravendite annuali su residenziale, le prospettive per il 2021 saranno intorno alle 15.000, quelle per il 2022 sono ancora in aumento, quindi un aumento su tutte e 4 le province del Friuli Venezia Giulia, anche Udine sta andando molto bene e sta aumentando il proprio transato e sicuramente un dato anche eclatante e importante, un ritorno alle seconde case perché le persone stanno tornando ad investire, lo vediamo in questi giorni che alla fine tutte le mete balneari anche montane sono sold out. La Regione ha modificato la legge per il contributo sulle prime case tendendo una mano ai giovani e alle aree montane. Abbiamo tenuto in forte considerazione le giovani coppie perché abbiamo aumentato quasi del doppio il contributo specifico per le giovani coppie e abbiamo tenuto in considerazione la montagna in quanto sono mantenuti i contributi precedenti. Per cui una forte attenzione per quanto riguarda sia il territorio e le nuove generazioni. Le cifre sono rimaste importanti perché nel triennio sono stati investiti 90 milioni di euro, 30-30-30, 22-23-24, per cui abbiamo anche la possibilità di incrementare nel caso in cui ci sono tante domande. Massima soddisfazione espressa dai rappresentanti della federazione di categoria. Siamo certamente felici perché la Regione sicuramente è vicina al nostro comparto e alla FIAIP in particolare e recepisce anche i suggerimenti che gli operatori del mercato immobiliare stanno dando alla Regione. Quindi c'è una grande sinergia e devo dire che l'orientamento è un orientamento che fa piacere a tutti quanti. Quindi abbiamo agevolazioni per i giovani che acquistano un immobile nel Friuli Venezia Giulia che si sommano poi anche alle agevolazioni nazionali che ci sono e che quindi danno una spinta all'acquisto anche per coloro che fanno un po' più fatica e quindi che devono chiedere anche dei mutui alle banche. Questa è una norma, una legge regionale sull'edilizia agevolata che ha sostenuto molto il mercato immobiliare, in particolare quello delle giovani coppie.
Per quanto riguarda la novità 2022, quindi la riforma della legge, noi siamo stati comunque sentiti in audizione da parte dell'assessore, devo dire abbiamo presentato le nostre proposte e devo dire che anche l'assessore le ha accolte in particolare quella che riguardava l'emancipazione giovanile. Cioè abbiamo aumentato quello che è il contributo per gli under 36 per l'acquisto della prima casa, perché noi riteniamo che questa regione, con i dati demografici in cui si ritrova, debba guardare comunque al governo della demografia ed in particolare il governo dell'emancipazione giovanile. Quindi devo dire che l'assessore questa proposta l'ha accolta, noi ne siamo grati, però questa legge per funzionare deve seguire quello che è comunque il cambiamento della società, per cui chiederemo l'apertura di un tavolo permanente per monitorare l'andamento delle compravendite, monitorare quelle che sono le esigenze e perché no, inserire anche il governo proprio di quelle località che in questo momento molti le definiscono località che si stanno svuotando da parte dei residenti e quindi creare magari un incentivo per portare le persone nuovamente ad abitarci. Si è tenuta oggi a Palazzo d'Aronco la conferenza di giunta con tanti temi sul tavolo dopo le festività pasquali. Allora andiamo a Udine, ci colleghiamo in diretta con la nostra Isabella Gregorato. A te. Grazie Alexis, hai detto bene, tanti temi e tra l'altro apriamo proprio questo collegamento con due primizie. Allora, la prima riguarda la sistemazione della fontana di Piazza San Giacomo. Ecco, una sistemazione che richiederà un importo di 31.570 euro. Non è tanto il quantitativo dell'importo, ma il fatto stesso, il significato stesso del gesto. Infatti dobbiamo ringraziare la Danieli di Butrio che tramite l'ingegnere Benedetti sappiamo ormai è diventato un mecenate anche della città di Udine, dopo il castello e tutta una serie di altre iniziative. Ha voluto donare, per dire la verità, diciamo un importo che non è proprio la sua consistenza vera e propria, ma il gesto, no? Ecco, 31.000 euro per poter riqualificare la fontana Giovanni da Udine, che è una delle fontane più importanti che ha il Friuli. Udine in particolare, sapete le due fontane principali, questa è la più importante, va rimessa in maniera più decorosa a posto, va riqualificata, va rigenerata, va anche pulita eccetera. Ecco perché serve una ditta particolare assoggettata a tutta una serie di prescrizioni particolari proprio perché è vincolata e solo qualcuna può intervenire in questo merito. Noi veramente ringraziamo l'ingegnere, ringraziamo la società e abbiamo voluto approvare subito questa generosa intenzione e vorremmo partire con i lavori già fra un mese e mezzo circa, perché adesso il progetto l'abbiamo già pronto, con la sovrintendenza abbiamo già parlato, vorremmo iniziare e lavorare, dureranno 20 giorni, un mese al massimo i lavori, però sono lavori particolari, quindi anche ancora una volta Udine diventa una bella città con tutta una serie di altri interventi che come voi già sapete. Ecco, e da Udine parte un esempio che può essere seguito anche da altri comuni. Infatti avete siglato un accordo con l'associazione I Nostri Diritti OPS che si occupa di persone che hanno problemi per quanto riguarda la giustizia, ossia per giustizia riparata. In che cosa consiste questo vostro progetto? Ossia dovrete utilizzare delle persone per lavori socialmente utili? Sì, in effetti questa associazione I Nostri Diritti è abilitata da parte del Ministero e quindi anche del Tribunale di Udine, che a sua volta ha fatto un'associazione per la giustizia riparativa. Chi non sconta pene detentive o pene pecuniarie si rende disponibile, questa associazione li raccoglie, li raggruppa in qualche maniera e per agevolare un po' l'intervento e quindi aiutare anche gli enti pubblici, dove chi vuole ovviamente, come nel Comune di Udine, fa una convenzione, attinge queste persone, li fa lavorare su quello che intendono lavorare, che sono principalmente le pensiline, il decoro. Il progetto si chiama appunto
il progetto vero e proprio è quello della, diciamo, di Udine migliore, no? La Udine nuova. Ecco, e lì si tratta di riparare alcune cose che non vanno, le pensiline, alcuni pezzi di marciapiedi, alcuni interventi particolari. Ecco, quindi tutti questi interventi di riparazione, praticamente il Comune non dovrà preoccuparsi per quanto riguarda l'assicurazione, se ne occuperà l'associazione, i nostri diti, fa tutto l'associazione. Ringraziamo l'assessore vice sindaco di Udine Lauris Michelini, qui da Palazzo d'Aronco è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, parliamo di un brano sostanzialmente perduto dal compositore friulano Giacomo Tomadini ed è stato recuperato e verrà eseguito grazie alla collaborazione tra l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani e il coro Sante Sabite di Codroipo. A occuparsi di salvare questo brano è stato il direttore dell'orchestra, anche lui compositore, Alessio Venier. Ci spiega tutto Isabella Gregorato. Un evento musicale nella nostra regione, in sostanza la Resurrezione del Cristo di Jacopo Tomadini, si torna a sentire nuovamente in Friuli, Venezia Giulia. Intanto il coinvolgimento del coro Sante Sabide di Codroipo, insomma dal punto di vista degli attori coinvolti e soprattutto poi per 2 concerti, uno il 30 di aprile a Codroipo e uno il giorno successivo, domenica 1 maggio, a Udine nella chiesa di San Pietro Martire, in cui presenteremo appunto questa opera dopo quasi 50 anni di oblio, diciamo così, e più di 50 anni in realtà in cui in Friuli quest'opera non si è mai eseguita, quindi è un'opera importante di riscoperta del nostro patrimonio culturale. Ecco, le difficoltà che ci sono appunto nella riscoperta di questo patrimonio non diciamo dimenticato, ma trascurato per un periodo di tempo. Sì, allora le difficoltà principali in particolare per quest'opera sono che non esisteva del materiale orchestrale per poterla eseguire. Parlo banalmente di partiture, di parti orchestrali per gli strumenti, tutta una serie di lavori editoriali sostanzialmente che per eseguire della musica sono necessari, che per quest'opera non c'erano. Per le varie esecuzioni che ci sono state negli anni, parliamo di un'opera del 1864 comunque, quindi non antichissima, si erano fatte delle edizioni manoscritte, delle cose d'uso, insomma, che però sono state perse negli anni, distrutte, insomma hanno avuto varie vicissitudini, quindi è stato necessario riprendere il manoscritto originale che è conservato attualmente a Milano all'Archivio Ricordi, confrontarlo con un'edizione del 1800 che è l'unica sopravvissuta e quindi siamo riusciti alla fine a ottenere, lo mostro perché ce l'ho qua, con una nuova edizione, quindi una nuova partitura orchestrale di questo lavoro che è stata appena pubblicata dalla pizzicato Henle Verlag Helvetia e sostanzialmente abbiamo realizzato contestualmente anche tutto il materiale orchestrale, quindi per ora, adesso, quest'opera è a disposizione di cori e orchestre in tutto il mondo per l'esecuzione, quindi abbiamo anche dato la possibilità ad altri di riprendere questo lavoro. Sì. Una grande soddisfazione riuscire a recuperare, no, una parte del nostro patrimonio culturale. Senz'altro, anche e soprattutto perché quest'opera, a detta dei cronisti dell'epoca, era una delle più celebrate di Jacopo Tomadini, che è forse il massimo compositore dell'Ottocento friulano. Il conservatorio non a caso è titolato a lui e addirittura Franz Liszt, un compositore insomma di fama mondiale, nelle sue lettere a Tomadini, c'è questa corrispondenza che c'è rimasta, apprezza in particolare quest'opera, quindi insomma è anche un lavoro di valorizzazione di una delle punte di diamante, diciamo, della produzione culturale friulana, che per varie vicissitudini appunto finora non era mai stata riscoperta. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo alle 16:30 ritorna in diretta l'informazione. Buona giornata.